Pasolini perché c'è la paura proprio della diversità, ma il poeta che cosa gli dice a questo Forest? Forest, non c'è paura, io sono un spirito d'amore. E allora è l'amore in qualche modo che scioglie il nodo della diversità, perché la diversità fa paura. Ecco, io partirei da queste che sono le suggestioni della nostra poesia, del nostro territorio, per andare adesso a fondo di questi temi che sono appunto il confine, l'identità, lo spaesamento, e darei proprio la parola su questo a chi conosce bene la nostra terra di confine, Gorizia, che è proprio simbolo di questa divisione, di questa diversità. Gorizia, Nova Gorizia, che sta per diventare però anche capitale della cultura, che allora può diventare proprio uno strumento di mescolanza. Grazie. Però è bella questa lingua friulana, almeno per me. Un caro saluto anche da parte mia a tutti voi. Devo dire che sono molto onorata che sono con voi questa sera, grazie dell'invito. E sono anche onorata che farò questo dialogo con Andrea Bellavite, che lo stimo moltissimo. Io non parlo proprio benissimo italiano e difficilmente mi esprimo così bene su questo tema interessante all'italiano che alla mia lingua slovena, e così abbiamo deciso con Andrea che io rifletto su questo tema di confine, di collaborazione transfrontaliera, soprattutto nella cultura, e anche come vivere al confine, sul confine, vicino al confine, senza confine, in nostra vita quotidiana. Poi Andrea sarà così gentile di tradurmi. Allora, prima parlerò come vedo questo confine nell'ambito che lavoro, nella cultura. Allora, adesso in sloveno. Torej, če se najprej osredotočim na kulturno področje, v katerem delam že več kot 20 let, je gotovo eden od naših strateških ciljev prav Kulturnega doma Nova Gorica, ki ga vodim, čezmejno sodelovanje. Zato tovrstnim projektom namenjamo resnično zelo veliko pozornosti. Kajti zavedamo se pomena naše inštitucije kot pomembne stovalke kulturnega dogajanja tako v mestu, kot tudi v širšem goriškem zaledju. Večkrat tudi izpostavljamo to strateško pozicijo Nove Gorice in s tem kulturnega doma kot promotorja slovenske umetnosti pri sosedih in vzpostavljamo medkulturni dialog s sosednjo Gorico in tudi širšo Furlanijo Julijsko krajino. Prav zato se posvečamo toliko temu čezmejnemu sodelovanju, tako Slovenci kot Italijani, in zagotovo je tukaj vredno izpostaviti zlasti kulturno sodelovanje s kulturnim domom iz Gorice. Nocoj je z nami tudi direktor, gospod Igor Komel, s katerim že dolga leta sodelujemo in pripravljamo različne čezmejne projekte. Prima di tutto mi riferisco al settore della cultura, nel quale opero da più di 20 anni. Uno degli obiettivi strategici del Kulturni-dom, la Casa della Cultura di Nova Gorica, è quello della cooperazione transfrontaliera. Per questo motivo rivolgiamo una speciale attenzione a questo tipo di progetti, sia per ciò che riguarda la città e la sua collocazione strategica, che per quanto riguarda il più ampio retroterra goriziano che comprende anche Aiello del Friuli, peraltro, nel più ampio contesto del Friuli Venezia Giulia. Siamo per questo strettamente collegati con gli sloveni e con gli italiani, grazie per esempio al rapporto col Kulturni Dom di Gorizia, il cui presidente Igor Komel è questa sera qui presente,
al Centro Sloveno per l'Educazione Musicale Emil Komen, alla Glasbena Matica, la scuola di musica di Trieste, e a molte altre società e centri culturali nel territorio italiano. Z leti sicer ugotavljamo, da so fizične meje padle, a med nami ugotavljamo še veliko predsodkov in drugih ovir, ki nam onemogočajo preseganje nekaterih zgodovinskih zamer in bolj tesno medsebojno sodelovanje. Goriška ima zaradi te specifične lege, se mi zdi v sebi resnično neverjeten potencial, ki ga je potrebno izkoristiti, zato je tudi nujno potrebno razvijati te čezmejne projekte ter se še bolj načrtno in premišljeno posvečati povezovanju tako sosednjo Gorico kot tudi širšo Furlanijo-Julijsko krajino. Zato se je tukaj vredno truditi, vzpostavljati stike in iskati priložnosti za snovanje skupnih projektov. Mislim, da je še veliko neizkoriščenih možnosti za povezovanje obeh mest in tudi širše okolice, ki bosta le skupaj lahko močnejši in pomembnejši tudi v skupnem evropskem prostoru. In kot je že tukaj gospa novinarka povedala, je velika priložnost pred nami prav s tem nazivom Evropske prestolnice kulture 2025, ki ta naziv je dobila Nova Gorica v sodelovanju z Gorico, in to je resnično zelo velika priložnost za ta naš teritorij in za bolj poglobljeno sodelovanje. Jaz upam, da bomo odgovorno pristopili k temu projektu in v bistvu, da bomo resnično znali to priložnost, ki nam je bila dana, tudi izkoristiti. Nel corso degli anni abbiamo scoperto che i confini fisici sono caduti, ma ci sono ancora molti pregiudizi e altri ostacoli tra di noi che ovviamente ci impediscono di superare alcune problematiche storiche e di lavorare più a stretto contatto. A causa della sua posizione specifica, il nostro territorio goriziano ha un potenziale incredibile che deve essere ancora sfruttato. È per questo necessario e urgente sviluppare progetti transfrontalieri e concentrarsi in modo più sistematico e ponderato sul collegamento con i nostri vicini. Il nostro intento è quello di continuare a impegnarci nello stabilire contatti e nel cercare opportunità per progettare nuovi orizzonti comuni. Ci sono per esempio molte opportunità non sfruttate per collegare le due città e tutto l'ambiente circostante, perché è necessario comprendere che solo insieme potremo essere più forti e importanti nello spazio comune europeo. Come probabilmente saprete, Nova Gorica, in collaborazione con Gorizia, ha ricevuto il titolo di Capitale Europea della Cultura 2025. È sicuramente un grande onore e una grandissima opportunità per tutto il nostro territorio, anche per i comuni del Friuli Venezia Giulia, anche per il comune di Aiello, che fa parte dell'insieme dei comuni che hanno appoggiato la candidatura prima e che hanno approvato il riconoscimento poi, e che potranno essere coinvolti in una collaborazione ancora e sempre più profonda. Spero davvero che sapremo tutti come trarne vantaggio. Kajti prav s kulturo se mi zdi, da najlažje tudi premagujemo vsakršne meje. In če se osredotočim prav na Novo Gorico in Gorico, bi resnično morali veliko naporov vložiti v to, da bi skupaj zaživeli kot večkulturno mesto, kajti prihodnost obeh mest je samo v medsebojnem spoštovanju drugačnosti in iskanju poti do skupnih projektov, ki bi ponovno povezali ta nekoč že enoten goriški kulturni prostor. Siamo così attivi in questo campo perché crediamo che la cultura sia il modo più semplice per superare qualsiasi confine. Se ci concentriamo sull'esempio di Nova Gorica e Gorizia, dovremmo davvero impegnarci per vivere insieme come una città multiculturale aperta. Il futuro di entrambe le città risiede solo nel rispetto reciproco delle differenze e nella ricerca di strade per progetti comuni che riconnetterebbero questo spazio culturale goriziano che un tempo era unito. La caduta del confine ci ha sicuramente offerto l'opportunità di una migliore convivenza in quest'area e di convivenza tra nazioni e culture diverse.
In padec meje nam omogoča tudi to, da z urbanističnega vidika začnemo načrtovati in vzpostavljati nova središča skupnega urbanega prostora. In tu velja seveda izpostaviti zlasti trg Evrope, Piazza Transalpina, ki se mi zdi najlepši in najbolj nazoren primer stičišča obeh mest. Zato smo začutili, da ga moramo plemenititi s takšnimi vsebinami, ki bi prebivalce obeh mest povezovale. In ena takih vsebin je zagotovo tudi naša kulturno-informacijska stična točka, ki smo jo skupaj s Kulturnim domom iz Gorice odprli pred 5 leti. Nahaja se v stavbi železniške postaje Nova Gorica, torej tik ob tem trgu Evrope, ki povezuje obe mesti, z namenom seveda, da bi seznanili prebivalce obeh mest o dogajanju v obeh mestih in tako omogočili tudi pretok informacij. La caduta del confine ci consente anche di iniziare e progettare nuovi orizzonti urbanistici per creare degli spazi comuni. Qui vale la pena di evidenziare l'importanza della Piazza Europa, che nella parte italiana si chiama Piazza della Transalpina, forse l'esempio più bello e più vivido dell'incrocio delle due città. Siamo convinti che dovremo continuare ad arricchire tale spazio con contenuti in grado di collegare efficacemente gli abitanti di entrambe le città. Uno di questi contenuti non può che essere il punto informativo. Nel 2016 abbiamo lanciato questa iniziativa insieme all'Istituto Area 57/15, al fine di informare i residenti di entrambe le città su ciò che sta accadendo da una parte e dall'altra e quindi di consentire il flusso di informazioni tra le due città. A questo progetto ha aderito anche il Kulturni dom di Gorizia. Ta točka, ki, kot sem že povedala, domuje v stavbi železniške postaje Nova Gorica, je namenjena prebivalcem obeh Goric in širšega goriškega prostora ter številnim turistom, ki se tam ustavljajo, ki prihajajo posamezno ali tudi v večjih skupinah na znameniti trg Evrope, a se prepogosto ustavijo le tam in redko zaidejo v center Nove Gorice ali Gorice. In prav njim namenjamo informacije o kulturnem dogajanju in znamenitostih tega prostora in druge pomembne turistične informacije. Dejavnost te točke je odmevna tako v slovenskih kot italijanskih medijih. Skratka, uresničuje se naša želja, da bi ta točka zaživela kot živahno središče zbiranja različnih pobud za sodelovanja, izmenjave kulturnih in drugih vsebin, ter kot odprt prostor srečevanja vseh tistih, ki iščemo skupne poti v povezovanju obeh mest. L'Infopoint ha sede nell'edificio della stazione ferroviaria di Nova Gorica ed è destinato sia ai residenti di Nova Gorica, Gorizia e del Goriziano, che ai numerosissimi turisti che giungono singolarmente o in gruppi numerosi nell'ormai famosa Piazza Europa, ma che troppo spesso si fermano soltanto lì, senza visitare, se non raramente, il centro di Nova Gorica e di Gorizia. L'attività dell'Infopoint è valorizzata nei media sia sloveni che italiani. In questo modo si sta realizzando il nostro desiderio di rendere questo punto informativo un vivace centro di raccolta di diverse iniziative di cooperazione, scambio di contenuti culturali e anche come luogo di incontro aperto per tutti coloro che cercano percorsi comuni per collegare le due città. In če pogledam na to mejno vprašanje še iz osebnega vidika, živeti ob meji, z mejo, na meji, za mejo, brez meje, me spremlja praktično začelo življenje in prehajanje meje je bilo zame od vedno samoumevno. Imam recimo zelo lepe spomine na dobre stare čase, ko smo imeli prepustnico oziroma po italijansko se reče lascia passare, ki nam je omogočala lažje prehajanje meje. Še sedaj mi v ušesih zvenijo tiste famozne besede carinika na meji, ko je vprašal, kaj imate za prijaviti, torej cosa dichiara. Zaradi meje sem se na nek način tudi že kot otrok srečevala s kontrabandom oziroma švercanjem, ko smo nas skrivaj preko meje prinašali marsikatero stvar. Danes tega sicer ni več, meje so padle,
a v glavah nekaterih še vedno obstajajo. Verjetno, ker so izkušnje meje iz preteklosti še vedno tako žive in te meje so običajno tudi najtežje premakljive. Ta vizija brezmejnosti, o kateri v zadnjem času toliko govorimo, je zelo privlačna, hkrati pa tudi vzbuja strah pred izgubo nacionalne avtonomije, suverenosti in identitete. A živeti ob meji je vsekakor privilegij in prinaša veliko priložnosti in prednosti. Če pogledamo samo recimo na mobilnost ljudi, blaga, idej, odprtost duha, prinaša pa tudi težave, recimo dezorientiranost, izgubljenost v prostoru, v italijanščini tako lepa beseda spaesimento. Recimo, in če vam povem na to temo eno resnično anekdoto izpred 2 tednov, ki se nam je zgodila prav v tej naši kulturno-informacijski stični točki. Pride turistka iz Milana v to točko in vpraša, ta točka je namreč v Novi Gorici na slovenski strani in malce zmedeno deluje in vpraša, oprostite, ampak kje sem jaz sedaj, v Novi Gorici ali Gorici? To je tudi na nek način zelo zanimiv fenomen zabrisane meje. Vorrei infine comunicare un mio personale sguardo su questa questione del confine come limite. Vivere lungo il confine, con il confine, dietro il confine, sul confine, senza confine, è un tema che ha accompagnato tutta la mia vita. Attraversare il confine è sempre stato un fatto ovvio per me. Ho bei ricordi dei bei tempi andati, quando avevamo un lasciapassare che ci permetteva di attraversare più facilmente il confine. Sento ancora adesso le famose parole del doganiere. Cosa dichiara? Quando di nascosto portavamo molte cose oltre confine. Oggi quel clima non c'è più, i confini sono caduti, ma nella mente di alcuni esistono ancora, probabilmente perché l'esperienza del confine del passato è ancora viva nella memoria. E questi confini mentali sono solitamente i più difficili da spostare. Questa visione dell'apertura illimitata planetaria è molto allettante, ma allo stesso tempo suscita timori di perdere l'autonomia nazionale, la sovranità, l'identità. Vivere sul confine è sicuramente un privilegio e porta molti vantaggi e opportunità, mobilità di persone, beni, idee, apertura di spirito, eccetera, ma porta certamente anche problemi come il disorientamento, spaesamento e la sensazione di perdita dei propri spazi vitali. In conclusione vi racconto un aneddoto, un fatto vero capitato 2 settimane fa. Un turista di Milano arriva all'Info Point e chiede: scusate, dove sono adesso? A Gorizia o a Nova Gorica? Questo è fondamentalmente un fenomeno indicativo interessante riguardante i confini ormai cancellati. Non si sa più se ci si trova da una parte o dall'altra. Grazie Andrea, è veramente molto interessante, non so, credo che tutti siete già stati a questa piazza transalpina Trente Europe, che sia praticamente con un piede in Italia e con un piede in Slovenia. Per noi che viviamo lì ogni giorno è una cosa, diciamo, comune, normale, però per i turisti questa è una cosa veramente molto attraente, no? E lì fanno tante fotografie e sono veramente molto felici di stare, diciamo, in due stati in stesso momento, no? Per dire. Grazie. Grazie a Paolo Ayarz che in qualche modo ci ha fatto veramente un regalo ascoltare il racconto in lingua slovena, anche se non tutto è stato compreso, sicuramente è stata compresa il suono, la sonorità di un popolo, un suono che è il suono della storia, ci è arrivato tutto. E poi è stato molto bello, devo dire, questa formula di racconto a 2 voci, perché in fondo ascoltavamo le parole lette anche con
con l'importanza che certi temi devono avere, quindi con una certa forza e dolcezza allo stesso tempo, e dall'altra parte subito dopo il controcanto italiano, come fosse un aderire alle parole che venivano dette in sloveno. Mi sembra un bellissimo significato, ecco, anche questo, di questa formula. È bellissima l'immagine di un piede in uno stato e uno in un altro, e questo è per noi la città di Gorizia e Nova Gorizia. E a tal proposito proprio Andrea Bellavita, io l'ho presentato come teologo, saggista, giornalista, credo di poter aggiungere a pieno titolo la parola di intellettuale. Abbiamo bisogno di chi ci guida, di chi ci illumina in qualche modo e ci dà proprio, ci orienta in questo spaesamento che stiamo vivendo dei nostri tempi. E per me le parole ascoltate o lette di Andrea Bellavita nel tempo sono state proprio queste. E a proposito di Gorizia, ricordo quella Gorizia tra le nuvole, che è il libro di Andrea Bellavita, dove io ho ritrovato proprio questa pluralità, queste Gorizie, queste due Gorizie, i tre monti, e una pluralità, una mescolanza che è propria di questa città, ma che ci riguarda tutto l'entroterra. E qui veniamo proprio a che cos'è questa mescolanza di identità, questi temi che sono antropologici, che sono filosofici e che riguardano proprio noi stessi e soprattutto l'incontro con l'altro. Buonasera, dober večer vsem, buonasera ad Uccola. Grazie veramente di questa opportunità per me straordinaria. Ringrazio molto Paola, la quale ci si incontra spesso ragionando insieme sulla vita del nostro territorio. E grazie a Martina per le cose bellissime che ci hai detto all'inizio, leggendoci anche questi brani in friulano di questi grandi personaggi, di uno dei quali mi onoro di essere stato amico, che era Leonardo Zannier. E io parto da Martina e arrivo a Paola, ecco, nella mia riflessione, riprendendo anch'io i termini del titolo di questo nostro bell'incontro. E ci ho ragionato sopra, quindi vi comunico e condivido con voi quello che salta fuori, poi magari potremo continuare anche a discuterne e a parlarne insieme. Partiamo dal termine naturalmente confine, cum finis. Ci sono tante accezioni di questo termine, io ne propongo due. La prima è il limite, il finis come il limite, quindi il comune limite che definisce, cioè mette dei confini, di nuovo c'è dentro il termine finis, alle specifiche identità, quelle di cui abbiamo sentito parlare prima. Quando è così, chi è dentro e chi è fuori è fuori. Il confine segna nettamente il passaggio. E là dove prima esistevano delle identità plurali, vige necessariamente la legge del più forte. Faccio un esempio storico, il Trattato di Rapallo, che fa sì che dopo la Prima Guerra Mondiale alcuni territori abitati praticamente totalmente da persone slovene entrano a far parte del Regno d'Italia. La concezione dello Stato Regno d'Italia è che in ogni Stato ci debba essere un'identità, cioè chi è dentro quello Stato deve avere quella identità. Pertanto, se ci sono degli sloveni, questi non possono più parlare la loro lingua. Se hanno dei cognomi sloveni devono essere modificati. Se i preti predicano in sloveno devono essere deportati. Perché? Perché in quel luogo il limite, il confine, rinchiude tutti coloro che vivono all'interno di quel territorio e tutti quelli devono essere uguali, devono corrispondere a quell'identità. Se concepiamo così il confine, l'identità è una realtà soggettiva alternativa a quella dell'altro, o si è così oppure non si è, e sappiamo quanto tragico è questo punto di vista. La differenza in questo contesto è un ostacolo e una minaccia alla convivenza.
perché se c'è qualcuno che non ci sta, diventa immediatamente un qualcuno che mette in discussione quella potenziale, quella forte identità. Sono necessarie le barriere da salvaguardare e da difendere. Faccio una citazione senza però entrare in merito, quando si dice dobbiamo difendere le nostre frontiere, cioè bisogna fare in modo che delle persone non vengano dentro, oltre queste frontiere. Dobbiamo difendere che cosa? Questo spazio chiuso dal limite, dal fine, inteso in questo modo. Però la parola fine, finis, ha un altro significato che apparentemente potrebbe essere opposto. La parola finis, lo diciamo anche in italiano, il fine. Qual è il fine? L'obiettivo. Cum finis è avere i medesimi obiettivi. Quindi da una parte il confine come chiusura, come limite, dall'altra parte il confine come spazio nel quale si condividono gli obiettivi, ovvero si condividono le diversità. In questo caso ogni realtà esistente all'interno di un territorio, qualunque essa sia, non esistono minoranze e maggioranze, ma qualunque identità concorre alla costruzione dell'insieme. Ogni individuo e ogni gruppo sono nel contempo soggetto e oggetto della convivenza pacifica e dialettica. Quindi la differenza in questo contesto diventa la ricchezza fondante senza la quale non esiste quel territorio, non esiste quella cultura, che è una cultura di relazione e di reciprocità. È una società svincolata dalla prigione delle identità. Io immagino anche una comunità di paese così, perché giustamente Zannier ci riportava dai confini planetari ai confini all'interno del singolo paese. E laddove ciascun abitante di una comunità di paese o di città è contemporaneamente soggetto e oggetto di attenzione, costruisce insieme, è protagonista e costruisce insieme agli altri la cultura di quel territorio. Lo diceva a suo modo anche Franco Basaglia parlando della cura, cioè ciascun soggetto, ciascun personaggio, ciascun individuo è contemporaneamente soggetto e oggetto della cura e dell'attenzione degli altri. Questo per dire il confine, lo spaesamento. Allora, se le cose stanno così, noi ci troviamo in un periodo di transizione. E io parlo, conoscendolo meglio, di un paese come Aiello, che ha una frazione che si chiama Ioannis. Lo dico perché vedo molte persone che non sono di questa comunità. E sono molto diversi, sociologicamente parlando, i due centri. E qual è la transizione? La transizione, secondo me, è proprio da un certo tipo di società a un altro, con un passaggio che non è indolore, con un passaggio che è difficile. Lo spaesamento. Che cos'è lo spaesamento? Lo diceva già prima Martina molto bene, per cui ci passerò sopra abbastanza velocemente. Nello spaesamento c'è una mobilità molto marcata, che è caratterizzata indubbiamente dai macroscopici fenomeni migratori fino al quotidiano, alla quotidiana ansia di spostarsi sempre più velocemente. Pensiamo all'alta velocità, alla necessità di ammazzare il tempo, di renderlo sempre più breve e di ritenerlo quasi un nemico, al contrario di ciò che accadeva una volta e che oggi per fortuna viene un po' recuperato, di chi andava a piedi o in bicicletta, ma a piedi soprattutto, con i suoi 4 km all'ora che ti portavano da qualche parte, ma quel tempo di cammino era un tempo riempito da incontri, riempito da paesaggi, riempito da se stessi. E è il superamento della società agricola. Perché? Perché la vita nei campi, che senza essere idillici o pastorali, certamente collega strettamente la persona al ciclo della natura, al ciclo delle stagioni, e la radica molto profondamente, mentre indubbiamente la urbanizzazione spesso forzata, le megalopoli, le periferie indistinte delle grandi città, ma ormai anche delle piccole realtà dove molti paesi una volta fortemente caratterizzati oggi sono diventati dei dormitori dove le famiglie vengono la sera a dormire e la mattina se ne vanno percorrendo le proprie strade. Cioè nello spaesamento si avverte fortemente la mancanza di radice,
la radice che a volte è un freno perché impedisce di andare da qualsiasi altra parte e ti collega talmente strettamente a quel territorio da renderti impossibile guardare oltre. Il classico detto "si è sempre fatto così", questa fissità. Ma la radice è anche la solidarietà, la capacità di essere attenti gli uni agli altri, di concorrere nel momento del bisogno. Mi permetto, anche se non è una cosa particolarmente gioiosa, di pensare al culto dei morti. Cioè, nei nostri paesi, anche qua mi ricordo quando ci vivevo una trentina d'anni fa, al funerale andava almeno una persona per ogni famiglia, era strapieno, mentre già allora in città c'erano dei funerali nei quali gli addetti alle pompe funebri dovevano chiedere alle persone che erano nel bar di poter venire ad assistere perché altrimenti non ci sarebbe stato nessuno dietro quel morto. Quindi l'idea della morte come continuità del cimitero, della tomba, dove andare, dove ricordare. E poi si andrebbe a parlare di cose enormi parlando della religione, la religione universale, che cambia l'idea invece della religione particolare, dell'appartenenza culturale, sociologica, strutturale e religiosa, per cui le radici che diventano le radici cristiane, ma che non hanno nulla più a che fare con l'origine del cristianesimo, con il Vangelo, ma hanno a che fare con una visione particolare della società che si è venuta via via a costituire. Ecco, lo spaesamento è entrare in questa nuova dimensione in cui non si è più paese, ma si è individui dispersi nella identità planetaria, che ha di positivo, secondo me, lo dicevi già tu prima, la capacità di adattamento a qualsiasi situazione. Io sono essenzialmente un cittadino, sono nato a Verona, sono cresciuto a Gorizia, che poi, anche se è piccola, è una città vera e propria, e ho avuto la possibilità di conoscere più da vicino le realtà di paese, soprattutto in questo territorio friulano, cogliendone le opportunità e le difficoltà, le criticità dell'una parte e dell'altra. Colui che ha l'identità planetaria, se gli si chiede di dove sei, ti dice di dove sono, di dove abito. Quando stavo a Roma mi sentivo romano, quando sto a Gorizia mi sento goriziano, se vado a Lubiana mi sento lubianese, se vado a Verona, dove sono nato peraltro, non la sento affatto come una città particolarmente importante per me. Quando ci vado a trovare mia madre mi sento veronese. Cioè, in qualunque posto ci si sente se stessi, ma nello stesso tempo non ci si sente mai a casa propria. Quindi contemporaneamente si ha questa situazione di grande adattamento, ma anche nello stesso tempo di mai questo adattamento così profondo da radicarsi. La casa, qui ci sono persone che vivono nella casa del loro trisnonno e che continuano di generazione in generazione. Io nella mia vita ho cambiato 14 residenze anagrafiche, per non contare le residenze non anagrafiche. Quindi un modo diverso di concepire le cose, che porta alla liquidità a cui già facevi riferimento tu, tipica della postmodernità, questa mai certezza di nulla e sempre capacità di essere un po' ovunque, religione fai da te, che pone al centro l'individuo più che la collettività e la comunità, e nello stesso tempo, ponendo al centro l'individuo, si preoccupa molto di più della non sofferenza dell'individuo, perché la religione come vicinanza alla persona singola che soffre in quel momento, che ha bisogno di essere liberata dalla sua sofferenza, piuttosto che dai principi generali che diventano l'elemento su cui si aggrega un'intera comunità. E qui mi piace dire, da una parte abbiamo Papa Ratzinger che è preoccupato per la crisi dell'identità culturale dell'Europa e del mondo e propone come soluzione quella di ritrovare i principi fondamentali, i valori fondanti su cui diventa possibile ricostruire l'identità del soggetto e della comunità, e dall'altra parte Papa Bergoglio che invece non si preoccupa particolarmente degli universali, ma si interessa del singolo migrante che soffre, che deve essere aiutato perché è un nostro fratello, una nostra sorella e quindi fa parte della nostra famiglia. Non si preoccupa troppo di affermare l'unicità della religione cristiana o cattolica, quanto nel riconoscere che
Dio è presente dappertutto e che lo si esprime e si realizza nell'amore al singolo soggetto. Questo per dire che nello spaesamento e nell'identità planetaria ci sono dei valori e dei disvalori. Da ultimo, sull'identità planetaria, pongo una questione che secondo me è ancora molto poco studiata, ma che sarebbe bene approfondire, ed è quella a cui mi riferivo prima parlando dei cimiteri. Se fino, penso a 30 anni fa neanche, era quasi ovvio pensare alla inumazione, e quindi alla tomba, al luogo in cui andare per fare memoria, dopo 30 anni credo che la gran parte, forse più della metà ormai, delle persone preferiscono la cremazione, quindi la perdita del corpo, e si diffonde sempre di più, confesso che personalmente lo condivido, l'idea della dispersione delle ceneri. Ma per me, dal punto di vista sociologico e antropologico, la dispersione delle ceneri dà un segnale importantissimo di enorme diversità, il non voler avere un luogo specifico nel quale essere ricordati, ma immaginare che i nostri cari ci possano incontrare nel pensiero, nell'aria, nell'acqua o nel fuoco, credo che sia un portarci di nuovo ad una concezione completamente diversa rispetto a quella delle radici, che non sono solo radici del presente, ma del passato, e che si proiettano verso il futuro, mentre la società senza radici si preoccupa del presente senza occuparsi troppo del futuro, o meglio, occupandosene con la preoccupazione principale che ci sia un futuro, non solo per noi, ma per chi verrà dopo di noi. Conclusione, quindi è un tempo di rapidissima evoluzione, tremende inquietudini esistenziali. Io vedo soprattutto i giovani in paesi come questi che 50-60 anni fa erano 70-80% agricoli e il 20-30% altro, oggi a Aiello è il 5% agricolo e il 95% altro. Quindi se diamo quei piccoli spunti che ho dato, ma andiamo su ben altri personaggi che hanno studiato molto più approfonditamente questi passaggi, capiamo che in 50 anni si produce una trasformazione sociale straordinaria, a cui non può non corrispondere una trasformazione esistenziale profonda, che andiamo a vedere nelle relazioni generazionali tra padri e figli, tra nonni e nipoti, oppure andiamo a vederle dentro una inquietudine che rende difficilissimo trovare quel minimo di stabilità per poter guardare al futuro, soprattutto per i giovani, con un minimo di speranza. E concludo appunto con Paola, perché mi è piaciuto moltissimo quello che lei ci ha detto di Gorizia e di Nova Gorica. E io credo che vivere su questo territorio, e ripeto, quando parliamo di questo territorio non parliamo solo delle città di Gorizia e di Nova Gorica, ma parliamo sostanzialmente di un territorio molto più ampio che comprende tutta la valle dell'Isonzo, della Socia, tutta la valle della Vipacco, la Vipava, che comprende tutta la zona ex austro-ungarica in Italia, quindi tutto questo territorio, il Cervignanese, l'Agro Aquileiese, Aiello del Friuli. Ecco, quindi quando parliamo di questa visione del goriziano, parliamo di tutta questa realtà che nel cuore d'Europa potrebbe essere un segno straordinariamente importante come capitale europea della cultura 2025. Io spero, mi auguro che tutti noi che viviamo in questo territorio non cogliamo questa come una occasione per poter avere qualche finanziamento e realizzare dei progetti per mettere a posto le buche delle nostre città, ma che sia l'occasione per avere consapevolezza che tutte e tutti noi che viviamo questo ampio territorio siamo qui a testimoniare ciò che stiamo dicendo, ovvero che è possibile che il confine sia un luogo in cui gli obiettivi vengono messi in comune, vengono condivisi, e in questo confine nel quale si parlano diverse lingue e culture ci si proietti di fronte all'Europa e al mondo per indicare un modo perché lo spaesamento e l'identità planetarie si trasformino in costruzione di ponti e non di muri. Vai. È bellissimo questo messaggio
siamo tutti capitali della cultura insieme a Nova Gorizia, è questo il senso di questo percorso, quindi tutto quell'entroterra, no? Quel goriziano, ogni piccolo paese può diventare in questo senso, in questo percorso proprio capitale della cultura, e questa una presa di consapevolezza e di coscienza importante. Io lascerei spazio a questo punto alle domande, alle riflessioni su questi temi che sono temi legati alla nostra identità, al nostro essere terra di confine. C'è qualche domanda, qualche riflessione? Aspetta un attimo, ma intanto io posso chiedere ai nostri due relatori, ecco la domanda la faccio io, ed è proprio, vado a un nodo forse che riguarda la convivenza nella nostra terra, ma non solo, il rapporto col passato, che spesso pesa in qualche modo, ci impedisce, ci sono come dei nodi irrisolti, dei pregiudizi, delle idee cristallizzate che ci impediscono di guardare avanti. Capita spesso nelle riflessioni, nei dibattiti che possono essere culturali, politici, come fosse che la storia, invece di essere occasione di arricchimento e di conoscenza, diventi motivo di scontro e ancora di pregiudizio, e questo impedisca la convivenza, la conoscenza, il guardare al futuro. Credo sia un tema importante che vado a legare con un altro, e do a voi ancora per un giro la parola, che è quello dei giovani invece, perché se da una parte abbiamo questo passato, questa storia che sembra alle volte arrivarci addosso come un peso invece che come un arricchimento per quello che è stato, per quello che siamo stati, dall'altra parte però sono proprio i giovani che disegneranno le capitali della cultura, che possono essere anche Aiello, un piccolo paese. Quindi a voi, ecco, questo tema. È vero, proprio di questo anche ho parlato prima, no? Di questi confini mentali, queste barriere mentali che esistono ancora, è vero, però io credo che proprio cultura è un strumento per, diciamo, togliere queste barriere, togliere questi confini. Dobbiamo andare avanti perché, come hai detto, i nostri giovani adesso non interessano le cose, diciamo, del passato. Io credo che anche una parola molto importante qui è il rispetto, no? Che dobbiamo rispettare, diciamo, le nostre storie, dobbiamo parlare anche di queste cose che ci, diciamo, dividono, ma anche poi superare queste cose con dialogo e con queste, diciamo, questi eventi comuni. Allora dobbiamo cercare quello che ci avvicina, quello che abbiamo in comune e non quello che ci divide, no? E per questo io vedo una grande opportunità in questa, diciamo, capitale europea della cultura, per tutte e due città, che possono di nuovo, diciamo, vivere insieme in questo spazio culturale che era già una volta comune. Mi piace molto la parola che hai usato, rispetto, perché questo potrebbe essere un percorso per realizzare ciò che hai detto benissimo, cioè il superamento di questi ostacoli storici. Perché? Perché per me bisogna stare attenti, e lo dico soprattutto da una parte, oserei dire, a non travisare la verità dei fatti. Cioè noi ci troviamo per esempio in una situazione nella quale oggi si tende a equiparare tutto ciò che è accaduto, per cui si dice riconciliamo le nostre memorie. Ci sono
parliamo di italiani e sloveni, sono gli italiani che sotto il fascismo hanno combinato tutta una serie di cose, però dopo, eccetera. Per me questo è sbagliato, cioè io credo che sia giusto che, grazie anche all'aiuto di tanti storici che attualmente ci hanno permesso di avere degli strumenti per poter comprendere che nella storia della prima metà del Novecento ci sono stati degli oppressori e ci sono state delle vittime. Non c'è stata genericamente una guerra dove tutti i morti meritano uguale dignità e rispetto. Ogni essere umano merita dignità e rispetto in quanto tale. Però non si può dire che ciò che ha compiuto il fascismo, ciò che ha portato avanti il nazismo a livello europeo, ma anche a livello dei nostri territori, in particolare la Seconda Guerra Mondiale, dal suo inizio alla sua fine, non si può dire che sia la stessa cosa rispetto a chi ha cercato di dare la propria vita per poter liberare le persone, i popoli dall'oppressione, per poter ridare un'identità culturale, storica ad intere nazioni. Secondo me il superamento attraverso il rispetto, certamente, perché io non posso non rispettare la sofferenza e il dolore di chi in un modo o nell'altro ha sofferto tanto in quel periodo, ma il rispetto presuppone anche il rispetto della verità storica, di una verità storica che ha definito delle cose e ha definito ciò per cui in Italia si è usciti con una Costituzione, si è usciti con una chiara disposizione antifascista e via dicendo. Ecco, per me dovremmo non aver paura di utilizzare anche queste parole nei nostri confronti e nei nostri dialoghi, perché la mia impressione, lo dico così, per evitare un po' di discussione, ma è che delle volte sentendo quello che si sta dicendo in questo periodo di preparazione al 2025, si tende un po' a dire, cerchiamo di non parlare tanto di certi argomenti perché offenderemo poi gli italiani se andiamo a dire che... No, invece bisogna andare fino in fondo. Le ferite ci sono, bisogna scavarle in modo storico. Detto questo, è chiaro che 75 anni dopo, queste ferite di 75 anni prima è tempo che siano viste dagli storici e che per noi siano guardate con rispetto e, ripeto, anche con rispetto della verità e anche con rispetto di coloro che hanno, di tanti che hanno perso la vita perché noi potessimo avere questa libertà. Ma anche essere preoccupati che i nostri giovani, i quali effettivamente non credo che siano troppo proiettati all'indietro, non siano talmente spaesati da non sentire l'importanza di essere sloveni, italiani, friulani, ma mi permetto di dire anche senegalesi, afghani, pakistani e via dicendo, che vivono in questo nostro territorio. Cioè di sentirsi orgogliosi di vivere qui e quindi di non pensare solo di parlare l'inglese perché comunque in questo modo ci si capisce, dimenticando la propria lingua materna, dimenticando di imparare la lingua del vicino, come dice qua sempre Igor Comel, il bilinguismo o trilinguismo passivo, che a Gorizia e Nova Gorizia non è possibile che non si parli tutti, lo sloveno, l'italiano e anche l'inglese per poter poi andare in giro per il mondo e confrontarci con tutti. Allora, al di là delle questioni storiche, che comunque sono importanti e bisogna affrontarle in modo rispettoso, la mia preoccupazione è che oggi sia possibile che si costruisca proprio un territorio originale nel quale ci sentiamo goriziani, gorischi, ci sentiamo goriziani, anche se proveniamo dal Pakistan, anche se proveniamo dall'Afghanistan e siamo qui e ci sentiamo a casa nostra. Una zona che ha tanto sofferto per le divisioni e poi ha tanto lavorato per superare queste divisioni, oggi può diventare anche un faro di accoglienza e di fraternità per tutta l'Europa e per tutto il mondo, secondo me. Proprio per questo mi sembra anche, diciamo, il bello il slogan di nostra Capitale Europea della Cultura 2025, no? Allora, go borderless, andare senza confine, presmeno. Ci sono domande? Io chiedo ancora un attimo a chi ci ascolta.
ascolta con attenzione, altrimenti penso che questo andare senza confine sia il messaggio finale più importante. Abbiamo aggiunto a quelle parole iniziali che erano confine, che erano spaesamento, che erano identità, ne abbiamo aggiunte via via altre in friulano, in sloveno, in italiano, e questo è proprio il senso di questi dialoghi nel territorio. E queste parole sono libertà, abbiamo sentito, sono rispetto e poi anche e soprattutto questo andare oltre i confini come messaggio, direi anche cultura, metterei come parola finale, che è proprio ciò che ci fa in qualche modo ritrovare l'altro in tutte le forme, in tutte le lingue. Ecco, io vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio Dialoghi, ringrazio Andrea Bellavite, Paola Iarce per essere stati con noi, grazie. Intanto Dialoghi continua con altri appuntamenti. Voglio soltanto ringraziare i nostri ospiti, Martina che li ha coordinati in questo pomeriggio. Voglio ricordare una cosa importante che non ho detto all'inizio, che quest'anno ne abbiamo avviato una raccolta fondi per un'associazione che si chiama Scricciolo ed è un'aulus che fa riferimento al burlo garofalo. Questa associazione permette ai genitori, soprattutto alle mamme di bambini prematuri, di soggiornare in case molto vicine al burlo quando i bambini nati prematuri sono in terapia intensiva neonatale. Una mamma e un bambino in terapia intensiva può rimanere lì 1 mese, 2 mesi, anche 3 mesi, perché possono esserci anche 3 mesi di prematurità. Quindi la terapia intensiva neonatale è aperta 24 ore su 24 al burlo, le mamme, grazie a questa associazione, alla possibilità che essa offre loro, possono essere lì ad ogni ora vicino al loro bimbo e quindi vedere, si spera sempre, i suoi miglioramenti fino a che lo potrà poi portare a casa. Ecco, noi stiamo facendo questa raccolta per le case di Scricciolo, che sono proprio queste case. Adesso mi hanno detto che inaugureranno il secondo appartamento che permette alle mamme di stare appunto vicino ai bimbi. Se qualcuno vorrà donare qualcosina, c'è una cassettina proprio in uscita e niente, vi ringraziamo. Grazie per essere stati qui e buon proseguimento, vi aspettiamo ai prossimi appuntamenti di Dialoghi. Grazie ancora.